L'unione fa la forza e Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia lo sanno, per questo hanno deciso di unirsi e questa mattina nella sede leghista di Cazzago di Pianiga hanno presentato i candidati sindaci che correranno alle prossime amministrative. È importante che il centrodestra faccia squadra e sia unito, si presenti compatto, così come l'indicazione e come abbiamo sempre fatto, perché con questa voglia di cambiare che c'è nel Paese noi vinciamo tutti i comuni e daremo finalmente un buon governo alle nostre città. Stiamo lavorando insieme per far tornare la quadra in tutti i comuni. Io penso che sarà un obiettivo che riusciremo a raggiungere e se non lo raggiungeremo quasi nella totalità dei comuni che vanno al voto. In provincia di Venezia abbiamo chiuso accordi in quasi tutte le realtà comunali. Abbiamo ancora un paio di settimane davanti e penso che il lavoro sarà parecchio, ma gli auspici sono buoni dappertutto. È una dimostrazione importante perché il centrodestra torna unito sui comuni dove poi si vede la praticità e la capacità degli amministratori e degli uomini che rappresentano Fratelli d'Italia, in questo caso Giorgia Meloni in primis, nei comuni quali appunto abbiamo detto Spinea, abbiamo detto Camponogara e abbiamo detto Stra. In questi tre comuni oggi si è trovata la convergenza per un centrodestra unito e continueremo così anche su tutti gli altri. Tra gli altri comuni c'è anche Noale, la cui candidata è stata presentata giorni fa. Camponogara deve tornare ad essere il punto di riferimento, diciamo, della sud della Riviera del Brenta. Poi i termini della sicurezza, famiglia e la cura del territorio, questo è veramente importante. Spinea è una realtà complessa per struttura viabilistica e per densità territoriale, però è una città che è ricca di tanti buoni e qualità di punti di riferimento per il sociale, sempre sulle strutture, abbiamo una stazione, abbiamo dei poli sportivi rilevanti, delle attività sportive che si sono riconosciuti anche a livello nazionale con dei campioni, abbiamo un tessuto molto disgregato che va riunito. Vogliamo dare di nuovo voce alle persone, vogliamo sentire le loro esigenze, sentire le loro idee e dare loro l'attenzione che meritano. Noi la nostra squadra punterà tutto sul cittadino e sul cambiamento. Presente ma in attesa di ufficializzazione anche il possibile candidato sindaco di centrodestra per il comune di Cona.